Tour lampo per il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini, oggi a Treviso, che ha voluto percorrere le vie del centro per volantinare e conoscere da vicino i suoi sostenitori. Tra le bancherelle del mercato da piazza Burchiellati alla pescheria. Alle elezioni del 31 maggio in Veneto vogliamo il 51% per Luca Zaia, esordisce. Qual è l'avversario che temete di più in queste elezioni qui in Veneto? L'astensionismo, non temiamo la Moretti, spero che vada a votare tanta gente, hanno scelto la data meno indicata in mezzo a un ponte vicino alla chiusura delle scuole, spero che i veneti scelgano. Sul caso Muraro e Razzapiave nessuna epurazione è in vista. Il mondo è bello perché è vario, dice Salvini. Se qualcuno vuole lasciare la Lega, per uno che ne scende ce ne sono 10 che salgono. La porta è aperta per tante persone che stanno entrando, se qualcuno vuole uscire noi non siamo mica una caserma che trattiene nessuno. Salvini nella Marca, terra di emergenza profughi, l'attacco al governo. È un'invasione che va fermata perché stanno cercando di sostituire il popolo veneto con altra gente, senza radici, senza passato, senza futuro, senza lavoro, senza orgoglio, e noi bloccheremo questa invasione in ogni maniera possibile. Salvini a Treviso proprio nel giorno in cui anche Alessandra Moretti tocca la Marca. È una bella donna, però non basta essere belle donne per governare una regione come il Veneto. A 400 metri di distanza la replica della candidata del centro-sinistra alle regionali non si fa attendere. Ho detto no, non basta la bellezza per governare il Veneto. No, neanche le battute, da bar. Partecipa ad un convegno per parlare di Green Economy tra i parlamentari del PD ed i suoi simpatizzanti. Per voi è l'anno della svolta? Ma è l'anno del cambiamento, di un cambiamento per migliorare senz'altro il Veneto, la vita dei veneti, per riportare lavoro, sostegno alle imprese, innovazione. Credo che sia arrivato il momento, dopo un ventennio di Galan e di Zaia, di voltare pagine e di scrivere una nuova storia. Ma non può dimenticare la gestione degli immigrati nella nostra regione. Il 10 luglio del 2014 la Regione Veneto aveva dato rassicurazione al Ministero degli Interni che avrebbe predisposto le strutture necessarie. Dove sono? Il governo si era mosso in tempo, anziché fare slogan e propaganda inutile, avrebbero dovuto organizzarsi prima. Questa è una vergogna ascrivibile alla giunta Zaia.